Aveva in casa 7 fucili, 4 pistole e 108 colpi di vario calibro. Il 62enne raggiunto da un ammonimento firmato dal questore di Padova Marco Odorisio per atti persecutori. A rivolgersi alla polizia era stata la vicina di appartamento che vive in casa con i genitori ultraottantenni. Agli agenti la donna, 57 anni, aveva raccontato come da tempo l'uomo la perseguitasse, contestandole di camminare con le scarpe con il tacco, di spostare i mobili, di fare rumorose telefonate notturne. Pretesti di litigio che sfociavano in aggressioni verbali, insulti e calunnie, nonostante lei cercasse di evitarlo, con il vicino che era arrivato a minacciare di morte anche la madre anziana. Raccolti gli elementi necessari, il questore ha disposto per l'uomo l'ammonimento. In via precauzionale, la polizia ha ritirato anche la vera e propria Santa Barbara che il 62enne aveva in casa, denunciandolo per detenzione di armi.